Nemmeno al termine di un intero girone d'andata l'Atletico Messina riesce a cancellare lo 0 nella casella delle vittorie casalinghe, eppure questa volta contro la terza forza del campionato, il Città di Mistretta, la formazione dello Stretto c'era andata vicino, chiudendo il primo tempo addirittura in vantaggio per 2-0. I locali approcciano bene la sfida e dopo aver fatto le prove del gol con Cuscinà, fermato dal decisivo intervento di Faillaci, l'Atletico passa al minuto 5 quando Signorino scarta Faillaci in uscita e di sinistro fa 1-0 per i suoi secondo centro in campionato. La squadra di Lucà sembra incontenibile, mettendo in mostra anche un ottimo fraseggio che al decimo di gioco porta al raddoppio ancora Signorino, lesto a riprendere la prima respinta di Faillaci e fare centro al secondo tentativo col mancino per il gol che sembra di fatto chiudere già la contesa. Il Mistretta però non demorde e prova a ritornare in partita con il solito Salerno che prima costringe Previti alla parata su punizione e poi col sinistro dal limite dell'area centra il palo a portiere ormai battuto. Al 20° però l'Atletico rimane in 10 uomini, viene espulso Santa Maria dal signor Vivacqua per fallo su Moisello. I locali comunque vanno vicini al tris con Briganti che da fuori sfiora il palo alla sinistra di Faillaci. Poi nel finale di frazione il Mistretta torna a spingere, ma le conclusioni di Lipari prima e Rinaldi subito dopo non sortiscono l'effetto sperato. I biancoazzurri insistono anche nella ripresa e dopo il colpo di testa in apertura che si perde alto non di molto, gli amastratini fanno centro al minuto 55 quando Salerno col mancino gira alle spalle di Previti l'assist di Ducure, iniziando così la rimonta biancoazzurra. Rimonta che il Mistretta completa appena 9 minuti più tardi con il solito Salerno che stavolta di testa gira in rete il cross da destra di Atta per il gol del 2-2 che gli vale come 12° sigillo in campionato. Al 72° però l'Atletico rimane in 9 uomini, espulso anche il capitano Cappello, ma nonostante ciò i locali si riportano in vantaggio dalla punizione successiva grazie a Gulletta che anticipa tutti e di testa mette in rete il cross di Briganti per il gol che vale il 3-2 per i suoi. Al minuto 75 il Mistretta rimane in 10 uomini per l'espulsione di Giordano, ma i biancoazzurri non demordono e nel finale tentano l'assalto disperato. Così dopo il colpo di testa di Salerno salvato sulla linea da Bonsignore, quello successivo di Ducure che si perde di poco alto sulla traversa e la botta a volo di campo disinnescata da una super parata di Previti, il Mistretta rimette tutto in parità all'8° minuto dei 10 di recupero concessi dal fischietto di Agrigento, quando Bomber Salerno aggancia in aria il cross di Moisello e spedisce alle spalle di Previti, facendo così Atletico 3, Mistretta 3 e per Salerno è tripletta personale, 13ª rete in campionato. Il 3-3 finale consegna dunque all'Atletico il punto numero 12 in classifica, locali che rimangono a +4 sulla zona playout, mentre il Mistretta si porta a 25 punti e si conferma sul terzo gradino del podio.